Buonasera a tutti ragazzi. Secondo le previsioni meteo per domani, ragazzi, le condizioni sarà una brutta giornata, diciamo quasi dappertutto. Quindi diciamo che sarà una brutta giornata un po' dappertutto con nuvole in quasi ogni regione, pioggia e temperatura in calo. Sì, sì, Michele. Di mattina in particolare sarà nuvoloso ovunque, tranne in Calabria e Sardegna, e pioverà in Valle d'Aosta, intorno a Genova e Reggio Emilia. In... lo so, sì, sì. Allora, in Valdao, intorno a Genova e Reggio Emilia, in Molise, in provincia di Rieti. Invece nel pomeriggio, sì, lavoro con la TV, sì, nel pomeriggio migliorerà a nord e peggiorerà a centro-sud. Pioverà quindi su tutto il Basso Lazio, sul Golfo di Napoli, sul promontorio del Gargano e in Sicilia. Ma qua non è detta Salerno però, non vale. Di sera dovrebbero esserci schiarite, ma sarà comunque nuvoloso, così come diciamo la notte. In effetti, quindi sarà una giornata, ragazzi, nuvolosa, anche se in qualche parte, ragazzi, non sarà così. In effetti, in Sardegna non ci sta pioggia, ragazzi. A Roma pioverà, dicono tutto il giorno, quindi beati loro, nel Lazio. A Milano sarà una giornata serena, quindi diciamo ci sarà un brusco calo delle temperature un po' dappertutto. Costanter. Quindi diciamo che ragazzi, domani dovrebbe essere, per come dicono, una brutta giornata. Forse a Maronna, Carimana facesse un po' di pioggia. Fosse quasi ora. A fuori crotto. Francesco, oggi non ci sei stato in diretta, stai a dieta. Ho detto ragazzi abbiamo perso a Francesco, questo secondo me l'abbiamo perso. Lui l'insalata e il pollo, ho detto qua va a capire qua che sta succedendo. O sta correndo, ha detto tutta Napoli, o non lo sappiamo, che fine ha fatto. Quindi stavamo tutti in pensiero, Alessandro forse sta ancora attaccato con la forchetta. Lavoro e dieta, quindi mamma mia, Franci, mamma. Proprio ti sei messo proprio con la testa e col pensiero. E vabbè, da una parte è buono, così quando è poi quando arriverà il giorno 23 e 24 di dicembre e 31 e l'1 diciamo di dicembre e gennaio, fai come quello, ti scassi proprio, cioè fai proprio tipo ti fai la domenica. Vabbè, tutta la settimana ti mantieni e poi ti mangi tutta la domenica, mangi tutto quello che non hai mangiato tutta la settimana. Quindi, vabbè, ci siamo allora, ya. E come mio fratello Enzo. Mio fratello Enzo pure lui ha detto che vuoi fare la dieta. Ha detto Peppe mi metto a dieta. Dobbiamo perdere un po' di chilo. Vabbè, ho detto allora incominciamo a fare sta dieta. Allora mio fratello tutta la settimana si mangia pollo oppure che ne so, tacchino, zucchine. Poi la domenica Francesco lo vedi di mangiare, è come se avrebbe mangiato per tutta la settimana, in effetti. Quindi quando si siede a tavola si sa l'inizio e non si sa la fine. Quindi è un macina tutto come me, diciamo peggio di me. Mio fratello poi incomincia dagli antibastini, Olive, Chiappariello, l'alice salata, incomincia il bruschetto con la pomodoro langoppo, cioè incomincia dall'antipastino, il suppozzato affettato, scamozzo, provolone. Quindi diciamo questo sarebbe l'antipasto. E quindi giustamente lui recupera quello che non ha fatto in 6 giorni.
Poi giustamente qua rumeno sai, no? Parmigiano, cannellone, e un po' di tutto, sai, tu sei napoletano, quindi non dovrei dirti che ci stai a mangiare rumenico, traichiurello, polpette, a doppia coperta, a braciolo, quindi, cioè è una bomba in effetti, quindi mio fratello fa come te, come facciamo noi, no? Tutta la settimana, che cosa hai mangiato oggi? Insalatina, pollo scaldato, questo, quello. Dici, il settimo giorno ti devi riposare, questo pure va bene. Frangimo, già finito per la Bibbia però, eh. Io capisco che il settimo giorno Dio disse riposatevi, però non disse scassatevi. Eh, il settimo giorno fai che Dio disse scassatevi. Vedi, vabbè, e non fa niente, alla fine come mio fratello. Sì, Michele, alla fine il problema è proprio questo, alla fine uno per fare dieta deve essere equilibrato 7 su 7, quindi anche mangiare molto di più la domenica pure sbagliate. Però purtroppo sai che cos'è? A volte il fisico è quello. Diciamo c'è chi tende a ingrassare, chi mangia e non ingrassa nemmeno un grammo, stiamo sempre là, poi dipende dalle costituzioni delle persone. Sì, sì, ma poi a sud qua è la parola dieta già è di brutto auspicio a noi. Vabbè ragazzi, vi saluto, ci sentiamo dopo, devo pensare che cosa mi devo mangiare pure io stasera, anche se non tengo tanta voglia, voglio fare una cosa veloce e rapida, quindi secondo me farò una cosa rapida, quindi una cosa veloce, tipo un hamburger, un po' di insalata, una cosa. Il pranzo della domenica diciamo che da noi è elaborato, in effetti non è che è elaborato, poi dipende da che cosa mangi, da che cosa vuoi mangiare. In effetti la domenica napoletana, salernitana, campana, diciamo, e sono allora o cannelloni, lasagna, però la lasagna noi non la facciamo nel modo, diciamo, polentone, cioè voi la fate besciamella e carne macinata, no. A noi la lasagna è un'altra cosa. Noi la lasagna, e questo te lo può dire Francesco, te lo può dire chi è napoletano come Michele, la nostra lasagna è uno strato di lasagna, polpettine, uova soda, diciamo ricotta, salame, tutto bello, un ripieno. Poi fai un altro strato di lasagna, c'è la pasta, e poi fai sempre così, mozzarella, salame, uova soda, e poi vai a strati. Quindi questa qua per noi è la famosa pasta imbottita, che noi chiamiamo lasagna poi. È una specie di pasta imbottita, quindi ci sta davvero di tutto. Poi c'è chi si mette il salame piccante, chi ci mette il salame normale, mozzarella, fior di latte, diciamo, guarda, frangita, finisci, signore, ma sono pure un magnamo. Diciamo, poi ci stanno i conchiglioni ripieni che fai con ricotta e carne macinata, e poi fai il sugo, li metti nel forno, ci metti una scamozza sopra e lo metti nel forno. Poi ci deve stare il ragù, in effetti il ragù è composto da punte di maiale, salsiccia, codica, doppia coperta che sarebbe la parte di vitello, quella un po' più grassa, quindi diciamo tutti i pezzettini di carne, diciamo che devono essere equilibrati, grasso e carne, quindi diciamo che è una bomba. Farla cuocere, soffriggere cipolla, un misto sedano, cipolla, carota, farlo soffriggere, prendere tutta questa carne, metterla lì dentro e farla soffriggere per bene. Quindi poi diciamo che incominci a metterci il pomodoro, quindi noi qua di solito usiamo la pomilia, che ne so, usiamo la Mutti come marca, diciamo una marca abbastanza buona, una San Marzano, diciamo un pomodoro buono. E lo facciamo stare così a basso fuoco, diciamo a fuoco lento, quello piccolino, per 10-11 ore, quindi mia mamma ancora la fa nella famosa, come si chiama, Francesca?
pentola di terracotta, in effetti. La usa ancora mia mamma. C'è una pentola grande per il ragù che è fatta di terracotta, tipo argilla, quindi una cosa proprio vecchia della nonna. E lì dentro fa sto famoso ragù, quindi una cosa proprio a tipo anni 40-50. E lì fa fare tutto questo pomodoro con questa carne. Poi incomincia a friggere, diciamo, le melanzane e quindi fa la parmigiana, che la parmigiana da noi è sempre elaborata, al finale prosciutto cotto, mozzarella, parmigiana, quindi è un'altra bomba. Poi non possono mancare le polpette fritte perché giustamente mentre uno aspetta che la mamma porti la pasta, diciamo, uno si mangia le polpette calde calde con il prezzemolo, belle calde calde, diciamo come antipasto, diciamo. Poi qualche polpetta mamma la butta nel pomodoro, in effetti fritta, e la fa cuocere insieme al pomodoro. Poi incomincia a mettere dei sottoli, in effetti, le melanzane sott'olio, diciamo i funghi, la zupuzzata, diciamo che bravi, il colesterolo ragazzi qua sba- diciamo sballa proprio e poi si azzera a noi. Quindi diciamo che la domenica qua è quasi criminale. Poi giustamente che fai? Il dolce non lo mangi? Il dolce ci vuole poi che fa? Dopo tutta questa roba che fai? Una cosa luce un mucco da mietta. E puntualmente arrivano i mignon, i dolci, qualche cosa di dolce ci deve stare obbligatorio. E quindi per non esagerare uno compra i mignon, quindi pensando di mangiare di meno, ma invece te ne mangi di più. Cioè, per me ora sono piccoline, sì, ma se te ne mangi 10, è come se te ne fosse mangiate 3 grandi in effetti, quindi il risultato non cambia. Quindi a casa mia dico, vabbè, ma i quelli sono piccolini poi. Ho capito, ma se te ne mangi 10, non sono più piccolini i mignon. Poi mio fratello, una volta mia mamma ha fatto i cannelloni, ragazzi, quelli là grandi, non i piccolini, pieno di ricotta, carne macinata, salame, ma belli grandi grandi, Francesco. Mio fratello, sai quando se ne è mangiato? Tu secondo me non ci credi, secondo te dici una fesseria a mio fratello quanti cannelloni è riuscito a mangiarsi? Ditemi un numero, ragazzi, uno più o meno quanti cannelloni può mangiarsi, quelli là grandi io parlo, ragazzi. Alza, Franci, alza. 8 so pochi. Si è mangiato 17 cannelloni, Franci. 17. E calcola che questo era solo il primo. Poi ha continuato, ha mangiato il secondo, ha mangiato l'altra cosa. Quindi, in effetti, fa paura proprio. Guarda, pure io ho provato a mangiare i cannelloni, ma non sono andato oltre i 10, la verità, più di 10 non ci sono riuscito. Però poi non ho mangiato più nulla, capisci? Ne ho mangiato 10, però dopo non c'entrava più nulla. Invece lui è come hai detto tu, è un puzzo senza funno. 17 cannelloni. Poi si è mangiato, capì, l'antipasta, si era mangiato già. Poi si è mangiato il secondo, la parmigiana. Io invece una sola volta ho voluto provare a mangiare i cannelloni per fare la gara con lui. Mi sono fermato a 10 e al finale non ce l'ha fatto. E lui invece piano piano si è messo là. Mangiava pure con il pane, francese, pensa un po', è allucinante. Sì, sì, ma c'ha la dritta non sta buono. Mia mamma, difatti, quando fa i cannelloni e sa che stiamo a casa noi, dice, ma guardi, io quando invito a voi, io non posso fare una placca di cannelloni. Chi se la mangia? Dice, mamma, io devo fare 2 o 3 placche qua per mantenerci, diciamo. No, no, fa schifo, Francesco, ti dico la verità, mio fratello Enzo è bello doppio come me, sì, d'accordo, però è come hai detto tu, è una puzza senza senno. Proprio fa impressione quasi. 17 cannelloni. Una volta la suocera ha fatto, Francesco, ha fatto, come si chiamano, i conchiglioni, sai, i conchiglioni grandi, quelli con ricotta, carne macinata, e diciamo la scamozza sopra. No, Camillo, Enzo, Avvocatella, l'altro, quello che mi somiglia a me. No, Camillo non mangia, no.
Camillo non mangia nulla, Camillo. Io parlo dell'altro, quello là come me, quello là bello cicciottello. Quello là, quello sto parlando io. Comunque si è mangiato 25 conchiglioni, Francesco. Belli quei conchiglioni, sai, grandi, sai, penso che li sai i conchiglioni, sei napoletano. Si è mangiato 25 conchiglioni ripieni, con ricotta e carne macinata. Tutti belli ripieni sopra di uno strato di scamozza. Ma quando mai quello stava buono, avvocato, quando mai è collassato? No, stava bene. No, no, allora lui sta facendo la dieta, mo, che sta mangiando il tacchino, diciamo queste cose. Però poi la domenica, se lo vedi di mangiare, fa impressione. Ha detto, buona Francesca, mio fratello è meglio se vado a comprargli una maglietta della Nike e no se la porto a mangiare da qualche parte perché se no mi costa troppo. E la maglietta della Nike posso spendere 25, 30 euro, 40 euro, me ne esco. Invece se lo porto a mangiare non è cosa. Sì, sì, no, la moglie perché c'ha i gemelli che va avanti e indietro, a parte che non mangia proprio zero, quindi non mangia come Camillo, non mangiano proprio, quindi perciò sono così magri. Però diciamo con i gemelli in effetti è peggiorato la situazione che quelli corrono 24 su 24 e quindi diciamo chi è avanti e chi è indietro, quindi non può mai ingrassare quella, è statisticamente impossibile. No, ma sai che cos'è, Francesco? Che poi mio fratello fa un lavoro pesante, eppure dovrebbe essere magro. Mio fratello lavora all'acquedotto di Salerno, Francesco, quindi è un posto ottimo. Quindi lui lavora con lo scavatore, in effetti, con lo scavatore che, diciamo, fanno le riparazioni del comune di Salerno, dell'acquedotto. Quindi, diciamo, fa un lavoro col piccone, a rompere a terra, sai, gli scavi sottoterra con le fognature. Quindi, diciamo, un lavoro abbastanza pesante. Mo' dovrebbe dimagrire con la forza che comunque tutta la giornata, sì, brucia tanto, eppure Francesco non dimagrisce. Quindi con tutto diciamo, il lavoro che fa, che è pesante in effetti, quindi esce alle 8 di mattina, si ritira alle 7 di sera, quindi dovrebbe diciamo dimagrire come regola, invece no, è più forte in mangiare. Quindi tanto per dirti, vedi che è capace di mangiarsi per non dimagrire facendo un lavoro pesante. Io ad esempio, mo adesso ultimamente, sì papà è magro, sì. Ultimamente sono ingrassato perché non sto facendo niente e quindi sono ingrassato, sì papà è magro. Però quando lavoravo nelle fiere e tutto, Francesco, ma io dimagrivo subito, come mi mettevo a lavorare, un mese, 2 mesi perdevo 20 kg pure, quindi tranquillamente perché non c'era il tempo di mangiare, quindi si mangiava quel poco e male pure. Invece lui con tutto questo lavoro pesante, in effetti, non riesce a dimagrire lo stesso. Anche se la famiglia di mamma siamo tutti grandi, in effetti, quindi non siamo magri, in effetti, come papà, la famiglia di papà, quindi abbiamo, diciamo, l'ossatura molto grande, quindi non è che siamo, in effetti magri, no? Io e Enzo, no, abbiamo preso, diciamo, dalla famiglia di mamma, che sono tutte persone che se vedi il polso, io il mio polso con le mie dita non lo riesco a prendere, penso un poco. E mo non si tratta di essere grasso, ma si tratta proprio del braccio mio che è grande, in effetti. Le ossa sono grandi, capisci? Mamma, una riunione di condomini, condoglianze allora, Francesco. A riunione di condominio è una cosa che proprio odio, pure io. Io ogni volta dico non ci sto, fate che volete voi, gli dico. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo. Quindi domani ragazzi, maltempo in molte parti d'Italia. Quindi speriamo che domani finalmente incominci a piovere un poco. Francesco, mi raccomando, dopo non innervosirti dalla riunione che dopo ti viene fame. Sì, sì, pioverà Arianna, in effetti diciamo non su tutta l'Italia ma sulla maggior parte dell'Italia, in effetti pioverà
diciamo, tranne in Calabria e in Sardegna. Poi pioverà un po' dappertutto, quindi a parte Calabria e Sardegna è destinata a piovere quasi ovunque, quindi diciamo che dovrebbe piovere quasi ovunque, a patto della Sardegna e della Calabria. Forse la Maronna, ria. Speriamo di sì, che ti devo dire. Facciamo una danza della pioggia domani. Rimane mi mette col cellulare fuori tutta la giornata. Faccio diretta a maltempo 24 ore. Faccio la live 24 ore, tipo Grande Fratello faccio. Vabbè ragazzi, bravo. Ci sentiamo dopo. Ciao avvocate, ciao Arianna, ciao Francesco, condoglianze per il condominio, no? Non mangiate troppo perché troppo ti innervosisci il condominio e poi ti metti a mangiare. Ciao Arianna, ciao avvocate.